32esima edizione del Trofeo Fiaschi Cavaliere Alfredo, terzo Memorial Lando Fiaschi, decimo Memorial Massimo Bellandi, quinto Memorial Guido Palombo. Gara nazionale riservata alla categoria Juniores che va a seguire e quindi rappresenta la prima rivincita dopo il campionato italiano disputato in Valsugana, che ha visto il successo del corridore della polisportiva monsumanese Umberto Orsini. Ed è quindi la prima occasione per questa rivincita. È presente ovviamente Umberto Orsini alla prima uscita in maglia tricolore e noi andiamo a sentire i grandi favoriti prima della partenza del Trofeo Fiaschi. Fresco campione italiano a cronometro Nicola D'Adalta al via del Trofeo Fiaschi, una gara impegnativa resa ancora più dura dal caldo. Che gara sarà? Secondo me sarà una gara molto tirata già dall'inizio. La salita secondo me non farà la differenza, ma sarà più che altro la pianura dopo la salita a fare i suddetti morti. E secondo me sarà molto dura e molto selettiva. Speriamo di fare una bella corsa. Nicolò Pacinotti alla via del Trofeo Fiaschi, che gara sarà? È una gara molto dura perché lo strappo della rocca è molto temibile, ci sono pendenze importanti e niente, verrà una corsa dura anche per il caldo. Umberto Orsini, prima gara con la maglia di campione italiano, che emozione è? Sicuramente è una grande soddisfazione, molto emozionato perché è la prima volta che la indosso. Adesso cercherò di onorarla al meglio, cercando di ottenere un buon risultato, anche una vittoria se arriva è ben accetta. Andiamo quindi a seguire la nostra sintesi del Trofeo Fiaschi Cavaliere Alfredo, giunto alla 32esima edizione. Lo scorso anno il successo di Andrea Garosio della Capriolo Ostilio Mobili. Quest'anno andremo a vedere chi scriverà il proprio nome in questo prestigioso Albo d'Oro. Un Albo d'Oro che ha visto nel corso degli anni transitare tanti campioni, tanti ragazzi che poi hanno avuto un grande avvenire nelle categorie maggiori. Lo scorso anno proprio Andrea Garosio andò a vincere questa gara, una bella affermazione per Garosio. 2 anni fa il successo di Andrea Toniatti, militava nella formazione Montecorona. Intanto prima del via la premiazione dei campioni nazionali e regionali alla partenza. Umberto Orsini premiato come campione nazionale su strada, poi Nicola D'Adalta campione nazionale a cronometro e poi la premiazione, eccolo qua, di Matteo Natali campione regionale su strada. Torniamo al nostro Albo d'Oro qui del Trofeo Fiaschi. Poi nel 2009 il successo andò a Giuseppe Fonzi, nel 2008 vincere fu Mirko Sbaragli, nel 2007 la bella vittoria di Diego Ulissi, che era campione del mondo, vinse con la maglia di campione del mondo. Nel 2006 Luigi Miletta, nel 2005 vinse Andrei Solomennikov. In quell'occasione in quarta posizione si classificò Daniel Oss, oggi professionista con il team Liquigas. Siamo partiti, partenza ancora ufficiosa dalla linea di arrivo. Vediamo Nicola Stefanelli, Matteo Natali nelle prime posizioni del gruppo. Vi dicevo partenza ufficiosa perché prima del via faremo un doveroso ricordo a coloro a cui è intitolata questa manifestazione. Quindi transiteremo dal cimitero per deporre un mazzo di fiori nel luogo dove riposano Alfredo Fiaschi, a cui da 32 anni è intitolato il Trofeo Fiaschi Cavaliere Alfredo, e Lando Fiaschi, che nel corso di questi anni, per quasi 30 anni, ha fatto grande questa corsa. E adesso gli organizzatori, con il fratello e con tutto il comitato organizzatore presieduto da Benigni, vanno a ricordare, perché a lui si deve sicuramente il grande successo del Trofeo Fiaschi Cavaliere Alfredo. E sono proprio Marcello Fiaschi, assieme al direttore di corsa Rodolfo Gambacciani ed al campione italiano Umberto Orsini, che vanno a depositare i fiori nel luogo in cui riposano Alfredo Fiaschi e Lando Fiaschi. Partenza avvenuta a questo punto in maniera ufficiale per i 133 atleti alla via. Eccolo qua con il numero 45, lo abbiamo intravisto per qualche istante, proprio Nicola D'Adalto, l'abbiamo sentito prima della partenza, il corridore della CF Forni, campione italiano nella cronometro. Qui anche Matteo Natali con Nicola Stefanelli. Poi abbiamo visto per un attimo
Murtas, ancora Bulbi nelle prime posizioni del gruppo. Noi lasciamo sfilare il drappello, il gruppo dei 133 atleti al via. Transita anche Federico Monti, che rientra alle corse dopo un periodo di stop, l'ex tricolore della categoria allievi. Lasciamo sfilare tutto il gruppo. Vi dicevo, sarà la prima rivincita del campionato italiano trentino, che si è svolto la settimana scorsa a Sant'Orsola Terme, che ha visto il successo di Umberto Orsini. Davvero una bella vittoria. Inizia la salita verso la Rocca ed è praticamente l'asperità che caratterizza il tracciato del trofeo Fiaschi. 7 ascese alla salita della Rocca, con Roberto Bulbi in prima posizione. A fianco a lui abbiamo visto anche Daniele Bellini dell'Ubaldo Signori, che adesso si porta in testa a fare l'andatura proprio nel tratto conclusivo dello strappo della Rocca. Vi dicevo, 7 le volte che gli atleti affronteranno questa salita. Le prime 4 distanziate da un bel tratto di recupero, infatti gli atleti per 4 volte transiteranno sotto lo striscione di arrivo. Le ultime 3 invece in rapida successione. Sarà sicuramente il momento a quel punto per la corsa, per decidersi e per prendere una svolta decisiva. Sono presenti le migliori formazioni a livello nazionale, sicuramente sono tutti i migliori della categoria juniores. Al via la Polisportiva Monsumanese con Umberto Orsini campione italiano, il team Bottegone con il plurivittorioso Nicolò Pacinotti, il gruppo sportivo Ubaldo Signori, la Fosco Bessi Calenzano, la Sali Stephen Cadi David, qui da tenere d'occhio l'ex tricolore della categoria allievi Giacomo Peroni, il gruppo ciclistico Arci Stagno, la CF Banca della Marca con il campione italiano a cronometro Nicola D'Adalto, il Cycling Team Coratti, il gruppo ciclistico Feralpi con il campione lombardo a cronometro Mattia Frapporti, il gruppo ciclistico romagnano con Chesi e Giannelli a fare da capitani, il gruppo sportivo Campi Bisenzio, il gruppo sportivo Caneva Gran Ciclismo, qui da tenere d'occhio Enrico Salvador, il gruppo ciclistico Fontana Fredda, la Rinascita Ormelle Sacilese, formazione combattiva e sicuramente tra le più attese quest'oggi. La società ciclistica Capriolo, che lo scorso anno ha vinto con Garosio la corsa, la Splendolini Giammi Team, l'Aquila Ganzaroli, il team SR Porte Astolfi Bike. Intanto siamo al passaggio sotto lo striscione di arrivo, primo traguardo volante di giornata, il team Sparo Stabia, il team Vettorini, il team Bike Alto Lazio, l'Unione Sportiva Monte Corona, Francesco Rosa a fare da capitano per questa formazione, la Work Service Brenta con l'ex tricolore della categoria juniores Riccardo Donato. Abbiamo visto il passaggio sotto lo striscione di arrivo, un saluto anche al commissario tecnico della categoria juniores Rino De Candido per 2 gare di osservazione in vista dei campionati europei su pista dei primi di luglio e poi ad agosto i campionati europei su strada. Siamo sulla terza asperità della Rocca, siamo nelle prime fasi della salita. Francesco Acco, corridore senese dell'Aquila Ganzaroli, terzo al trofeo Buffoni quest'anno. Dietro di lui vediamo Luca Zullo in seconda ruota, poi ancora Ciaccheri, poi intravediamo la sagoma di Giacomo Peroni, di Nicola Stefanelli. Queste sono le prime 5 posizioni del gruppo che sta per affrontare la prima parte della salita. E c'è un allungo, è quello di Francesco Lorenzini della formazione Fosco Bessi Calenzano, corridore livornese. Lo scorso anno militava nella ciclistica cecina, quest'anno al primo anno nella categoria juniores. Noi lo attendiamo perché è ancora lui a transitare in prima posizione al Gran Premio della Montagna della Rocca. Transita Lorenzini, poi una maglia della Rinascita Ormelle, la volta di Giacomo Peroni in terza ruota insieme a D'Adalto, e poi Orsini, Stefanelli, Zullo, Acco e via via tutti gli altri che compongono la testa del drappello che quindi guida l'avanguardia del gruppo, ma che il gruppo viaggia ancora selezionato e però per il momento compatto. Dicevo gruppo frazionato, ma che possiamo ancora definire compatto. È normale che in uno strappo impegnativo e breve come la Rocca ci siano alcuni tentativi di allungo. La fuga che vediamo adesso inquadrata esce al chilometro 66
È una fuga particolarmente interessante perché vede davanti con il numero 10 Andrea Boccafoschi del team Bottegone, con il numero 90 invece Lorenzo Trabucco della Rinascita Ormelle Sacilese. Con il numero 45 è invece presente Nicola Dadalti, il campione italiano a cronometro. Con il numero 106 invece troviamo Simone Ciaccheri dell'Aquila Ganzaroli. Con il numero 133 è presente in questa fuga Filippo Chini, del Monte Corona. Con il numero 123 troviamo invece Jonathan Argentieri del team Vettorini Carmiolo. Con il numero 8 Nicola Stefanelli della Polisportiva Monsumanese Canyon. E con il numero 63 è presente Davide Falappi del gruppo ciclistico Feralpi. Questi gli uomini alla comando, per loro un vantaggio di 1 minuto primo nei confronti del gruppo. Eccolo qua il plotone con Emanuele Murtas in prima posizione, Umberto Orsini in testa, in seconda, poi Federico Marchini, poi Kabir in terza ruota. Eccolo qua il corridore marocchino del team Sparo Stabia, poi anche il campione toscano Matteo Natali, riconoscibile sicuramente dalla alta andatura. Noi intanto torniamo in salita con il drappello degli uomini al comando che transita davanti alla nostra telecamera, ancora tutti assieme, chiude Filippo Chini. E poi il plotone che invece è ancora guidato dalle maglie della Sparo Stabia, poi transita anche Simone Ottavi, Umberto Orsini. È la volta di Nicolò Pacinotti, lo vediamo adesso inquadrato, poi ancora tutto il drappello che praticamente il gruppo compatto, eccolo Matteo Natali, poi abbiamo visto Federico Monti, eccolo qua l'ex tricolore della categoria allievi dello scorso anno, e via via tutto il gruppo che praticamente alle spalle degli uomini al comando, ecco Francesco Acco, dicevo il gruppo alle spalle degli uomini al comando viaggia praticamente compatto. Anche se a questo punto siamo al chilometro 69 di gara, diventa interessante l'azione degli uomini al comando perché hanno un vantaggio di 1 minuto e 40 nei confronti del gruppo, quindi è davvero una bella azione. E noi intanto con le immagini torniamo in zona arrivo perché c'è un altro traguardo volante, il secondo, dopo 4 giri. Questo è l'ultimo passaggio in vista poi dei 3 giri finali comprendenti la salita della Rocca, ravvicinati a vincere il traguardo volanti inconsapevolmente Nicola Stefanelli, che quindi si aggiudica il secondo traguardo volante. Alle spalle degli uomini al comando esce Rumsas con i colori del gruppo sportivo Ubaldo Signori. Il gruppo invece accusa un ritardo importante perché il plotone viaggia ad un ritardo di 1 minuto e 50, leggermente anticipato da questo terzetto formato da Giacomo Peroni, poi Michael Capati e Francesco Acco. Ecco le avanguardie del gruppo con Lorenzini, Friscia e poi il plotone guidato invece dalle maglie del team Bottegone, Cipriani e Gestri. Vediamo anche la maglia di campione italiano di Umberto Orsini nelle prime posizioni del gruppo, però il plotone viaggia ad 1,50 dagli uomini alla comando, quindi diventa un'azione davvero interessante quella dei corridori che stanno guidando la corsa. Rodolfo Gambacciani cura la direzione di gara, eccoli qua gli uomini alla comando, sono 8, ecco Ciaccheri in prima posizione, viene rilevato da Nicola Stefanelli, ecco il corridore della Polisportiva Monsumanese Canyon che balza al comando. Poi è la volta di Trabucco con la maglia della Rinascita Sacilese Ormelle. Adesso si porta al comando con la maglia del gruppo sportivo Team Bottegone, Cipriani e Gest Andrea Boccafoschi. E poi la volta di Davide Falappi a guidare il drappello degli uomini al comando, l'atleta bresciano del Feralpi di Lonato. Si porta adesso con il numero 123 Jonathan Argentieri del team Vettorini. E poi è la volta di Filippo Chini, atleta trentino che milita nella Monte Corona. E poi eccolo qua Nicola Dadalti, il campione italiano a cronometro, corridore veneto, corridore trevigiano, che quindi milita nella formazione CF Banca della Marca. Noi siamo ormai in vista dell'inizio della salita della Rocca per la quinta ripetizione, con Trabucco in prima posizione, Ciaccheri in seconda. Queste sono le posizioni degli atleti, degli 8 atleti in testa alla corsa. Inizia adesso la salita della Rocca, Trabucco in testa, Ciaccheri in seconda ruota, poi Dadalt
Argentieri, sono i primi 4, si mantengono un po' più indietro sia Falappi, ma attenzione allo scatto di Nicola Stefanelli. Nel tratto in salita Stefanelli si porta al comando, prova a resistere Ciaccheri, prova a resistere anche Trabucco, si porta alle spalle del corridore di Montecatini Trabucco, quindi abbiamo Stefanelli in testa, Trabucco in seconda posizione. Prova a tenere duro anche Simone Ciaccheri dell'Aquila Ganzaroli, ma scatenato davvero Trabucco della Rinascita Sacilese Ormelle, che stacca addirittura Nicola Stefanelli e si appresta a transitare in testa alla Rocca praticamente in solitaria, anche se il margine di vantaggio è davvero poco. E noi intanto attendiamo il passaggio di Stefanelli, che transita in seconda posizione sulla Rocca, poi la volta di Ciaccheri, arriva adesso da Dalt, poi la volta di Falappi della Feralpi di Lonato, ed ancora continuiamo con i passaggi in testa alla Rocca. Ecco Bucafoschi della Cipriani Gestri Bottegone, e poi la volta di Chini, e chiude il drappello degli uomini al comando Jonathan Argentieri. Questi sono gli inseguitori. Attenzione a questo terzetto, perché sono 3 nomi importanti. Si tratta di Giacomo Peroni, tricolore allievi, eravamo a Chiavari nel 2010. Emanuele Murtas, campione regionale sardo con la maglia della Polisportiva Monsomanese Canyon, ed il campione italiano Umberto Orsini. E abbiamo visto una maglia del team Bottegone Cipriani Gestri lì tra il gruppo, e questi 3 è quella di Nicolò Pacinotti, che quindi, fiutato il pericolo con Umberto Orsini, Murtas e Peroni che stanno tentando di rientrare sul drappello degli uomini alla comando, si porta su questo terzetto, o perlomeno sta cercando di riportarsi su questo terzetto. Ovviamente Peroni si mantiene passivo vista la netta superiorità numerica degli atleti della Polisportiva Monsomanese Canyon. Comunque è riuscito Nicolò Pacinotti a riportarsi sotto. Adesso anche altri atleti si stanno riportando sui contrattaccanti degli uomini alla comando. Ancora una maglia della Bottegone Cipriani Gestri, poi ancora una maglia della Rinascita Ormelle Sacilese, e anche la maglia della Work Service Brenta. Ma il plotone, o perlomeno le avanguardie del gruppo, sono lì vicine, quindi si sta formando un drappello forte di una trentina di uomini, e sono ad appena 30 secondi dalla testa della corsa. Quindi azione decisamente importante questa, con 30 atleti che provano quindi a recuperare. Attenzione allo scatto di un atleta in maglia CF Banca della Marca. E noi in questa fase di gara ne approfittiamo anche per ricordarvi alcuni dei partner dell'organizzazione. Sicuramente il patrocinio della provincia di Prato, del comune di Prato, del comune di Montemurlo, e poi ancora l'organizzazione a cura della ciclistica pratese 1927, con il presidente del comitato organizzatore Adriano Benigni. I partner vicini all'organizzazione con l'Estra, la vita che si accende, l'AMS Ambiente Servizi Mobilità, la Ottica Felici, la KM Sicuri, polizza veicoli a motore, la New Veloce di Guglielmi Elisa, il Malificio Caroline Tricot, la Confcommercio di Prato, i traguardi volanti che sono offerti da Alaska dal 1978 di Valentino Bartolini, tessitura a maglia, conto terzi per pelletterie e calzaturifici. Ma noi torniamo in corsa, perché questa è la 6ª ripetizione della salita della Rocca, e c'è l'allungo di Nicola Stefanelli, classe 1994 di Montecatini Terme, atleta che quest'anno ha vinto nell'avvio di stagione la gara a Stabia di Cerreto Guidi. Poi tanti piazzamenti, forse sono mancati altri successi per lui, ma sicuramente una stagione da protagonista in una formazione, la Polisportiva Monsomanese Canyon, che ha colto sia il titolo regionale toscano sia il titolo italiano, il toscano con Natali, l'italiano con Orsini. Quindi Stefanelli, che viene però raggiunto da Trabucco proprio in vista dello scollinamento. Scollinano quindi in 2 Trabucco, Stefanelli. Un po' appesantita l'azione dell'atleta della Polisportiva Monsomanese Canyon. Ci lanciamo in discesa con i corridori, leggero margine di vantaggio quindi per questi 2 atleti che hanno staccato i compagni di fuga. Infatti era finito l'accordo tra gli uomini alla comando, questo testimoniato anche dal recupero del gruppo. Adesso Stefanelli, come vedete,
non ricuce subito lo strappo nei confronti di Trabucco, anche per avere il tempo per rifiatare un po' in questa discesa, che sicuramente tempo per rifiatare ne lascia poco. Infatti una discesa che si affronta in poco tempo e sicuramente dopo una salita impegnativa, breve ma impegnativa come la Rocca, non lascia sicuramente il tempo per rifiatare. Su Trabucco e Stefanelli si stanno per riportare altri atleti. Abbiamo visto Murtas e Ciaccheri che si sono riportati per primi, poi via via altri corridori. Qui vediamo anche Ciucci, abbiamo visto Natali per un attimo, e noi adesso con le immagini torniamo in corsa perché è completamente cambiata la situazione. Qui al comando che troviamo con il 137 Elia Albanese, atleta della Work Service Brenta. Leggero margine di vantaggio su questo drappello guidato da Emanuele Murtas. Poi con il 106 abbiamo visto Ciaccheri, e poi Dadalt, e poi ancora Trabucco. È la volta con il numero 47, si tratta di Fellet, sempre per la banca della marca. E poi Stefanelli, Ciucci, arriva adesso anche i colori della Sali Stephen Cadi David, e poi con il 104 abbiamo visto Gabriele Bertini, e poi abbiamo visto anche Matteo Natali della Polisportiva Monsomanese Canyon. Al loro inseguimento vediamo questi atleti, attenzione perché sta cambiando continuamente la situazione in corsa. Qui abbiamo visto Pacinotti, poi abbiamo visto anche la sagoma di Giacomo Peroni. Questa è un drappello con alcuni dei favoriti in corsa, quindi attenzione perché si sta davvero evolvendo in chiave a questo punto quasi definitiva la corsa, perché manca solo un'ascesa verso la Rocca e poi sarà arrivo a Vergaio di Prato, quindi sul rettilineo finale del trofeo Fiaschi Cavaliere Alfredo. Umberto Orsini sembra abbastanza tranquillo, i suoi compagni di squadra sono là davanti, Stefanelli, Murtas e Natali. Lui a questo punto sta controllando la situazione, e noi con le immagini ci portiamo all'inizio dell'ultima asperità della Rocca, e la prende di testa, di forza l'ex tricolore della categoria allievi Giacomo Peroni. Sulla sua ruota ci sembra la sagoma di Emanuele Murtas. Attenzione quindi all'allungo di Giacomo Peroni. Notate la progressione del corridore veronese che milita nella Sali Stephen Cadi David. Notate lo scatto. Adesso anche Trabucco prova a saltare Murtas, che è un po' in difficoltà in questo frangente. Davvero bella l'azione di Giacomo Peroni. Vi ricordo il suo successo, ve l'ho già ricordato a Chiavari nel campionato italiano. Precedette in quell'occasione Lorenzo Friscia, atleta toscano. Adesso attenzione, si forma questa coppia, Giacomo Peroni e Trabucco. Due atleti al comando, due atleti che corrono per formazioni venete, quindi a testimonianza anche dell'alto livello di partecipanti in questa gara. Notate lo sforzo in questo tratto particolarmente impegnativo della salita di Giacomo Peroni. Trabucco è stato sicuramente il più costante davanti in tutte le ripetizioni della Rocca. Siamo allo scollinamento Peroni-Trabucco, e poi la volta di un altro atleta della rinascita Sacilese Ormelle, poi arriva Manuel Ciucci, è la volta di Matteo Natali. Continuiamo con i passaggi in vetta alla salita, transita anche Aretino, e poi la volta di Murtas ancora con Stefanelli, Ciaccheri. È la volta di Dadalto, un po' in difficoltà il campione italiano della cronometro, via via tutti gli altri. Noi torniamo in corsa perché è davvero una susseguirsi di emozioni, perché adesso è un terzetto che guida la gara e sono tre uomini al comando. Allora Gianluca Vecchio, e sempre con i colori della Rinascita Ormelle Sacilese, Lorenzo Trabucco. Le maglie sono quelle grigie, bianco, rosse e verdi della formazione veneta. Insieme a loro adesso lo vediamo al comando Giacomo Peroni per la Sali Stephen Cadi David. Tre uomini al comando quando siamo ormai a 6-7 km dalla conclusione, e questa è un'azione davvero importante. Vedremo se Peroni a questo punto continuerà a collaborare, perché due atleti della Rinascita Ormelle Sacilese sono sicuramente pericolosi per lui, anche se è dotato di ottimo spunto veloce il corridore veronese della Sali Stephen Cadi David. Come vedete adesso sembra cessare l'accordo tra i tre al comando. Alle loro spalle si stanno per riportare
questi atleti che vediamo adesso inquadrati. Allora con il numero 84 a fare l'andatura Marco Corrà della Fontana Fredda, poi abbiamo visto Natali della Polisportiva Monsumanese Canyon, poi con il 137 è Elia Albanese, si stanno, attenzione, per riportare sulla testa della corsa, poi Manuel Ciucci e quindi Emanuele Murtas. Questi sono gli uomini che compongono il drappello. Arriva anche Dadalt con il numero 36, invece sta per rientrare su quel drappello, lo avevamo visto per un attimo, Daniel Rupiani. Questi sono i più immediati inseguitori. Intanto si sono ricompattati gli uomini al comando con Nicola Stefanelli ed il numero 63, vale a dire Davide Falappi. Due uomini che inseguono ad una decina di secondi, forse anche qualcosa meno, quindi attenzione perché potrebbe ricompattarsi il gruppo, potrebbero rimescolarsi ancora le carte. Vediamo che si ferma il cambio ruota e la vettura del giudice, mentre il gruppo, come ci mostra la moto Lavagna, è segnalato ad 1 minuto e 20. Questa quindi la testa della corsa. 2 le maglie della Sali Stefan Cadi David, 2 le maglie della Rinascita Ormelle Sacilese, poi la maglia della Feralpi di Falappi, poi 2 anche le maglie della CF, 3 sono le maglie invece della Polisportiva Monsumanese Canyon, la maglia della Fontana Fredda, eccola qua inquadrata, gialla e blu. Però attenzione perché dietro sono segnalati ancora degli atleti in rimonta, quindi potrebbe ancora cambiare la situazione. Potrebbe ancora cambiare la situazione in questo finale. Ad questo punto si mettono di buona lena gli atleti della Sali Stefan Cadi David, con il numero 36 Daniele Rupiani, con il numero 35 invece in seconda posizione Giacomo Peroni. È dotato di un ottimo spunto veloce il corridore veronese, che quindi può aspettare lo sprint. Attenzione perché si è riportato un altro atleta della Feralpi, ci sembra adesso in ultima ruota con il 63, scusate, Davide Falappi, che era già presente in precedenza nel gruppetto degli uomini al comando. Siamo ormai a 5 km dalla conclusione, anche qualcosa meno, e attenzione perché si sta rinfoltendo il gruppo degli uomini al comando. Adesso il tentativo di allungo di Gianluca Vecchio, capisce la pericolosità Giacomo Peroni, però attenzione anche a Trabucco che è proprio sulla ruota di Peroni. E vi dicevo, stiamo vedendo, abbiamo visto per un attimo dalle immagini dietro che un drappello di circa 5-6 unità è segnalato, intanto 2 km dall'arrivo, è segnalato con appena 10 secondi di ritardo. Noi adesso con la nostra moto ripresa ci porteremo tra non molto in zona arrivo. Attenzione all'alta velocità che gli atleti stanno ottenendo in questo frangente. Siamo a 1800 metri dalla conclusione. Giacomo Peroni è il corridore con la maglia della Sali Stefan. Poi rimontiamo con Lorenzo Trabucco, la maglia della Rinascita Ormelle Sacilese, davanti a lui Vecchio, poi Murtas, Dadalt ed ancora noi ci portiamo sul traguardo per la volata. È una maglia della Rinascita Sacilese Ormelle che va a vincere Gianluca Vecchio, terzo successo stagionale per lui, davanti a Mattia Frapporti con la maglia della Feralpi, che è rientrato proprio negli ultimi 2 km. Lorenzo Trabucco sempre per la Sacilese Rinascita Ormelle in terza posizione, quarto Marco Corrà, quinto Nicola Stefanelli, sesto Matteo Alban, settimo Manuel Ciucci, ottavo Francesco Acco, nono Enrico Salvador, decimo Giacomo Peroni. E questo quindi l'epilogo della 32esima edizione del Trofeo Fiaschi Cavalier Alfredo, terzo Memorial Lando Fiaschi, decimo Memorial Massimo Bellandi, quinto Memorial Guido Palombo. E a questo punto non ci resta che andare a sentire dalla viva voce dei protagonisti di questa splendida edizione del Trofeo Fiaschi Cavalier Alfredo le emozioni nelle interviste che abbiamo raccolto nel dopocorsa con i primi 3 classificati e con gli organizzatori del Trofeo Fiaschi. Gianluca Vecchia, dopo 2 vittorie ottenute a cronometro, la gioia di alzare le braccia al cielo. Sì, ci credevo molto perché l'anno scorso ho fatto questa corsa e mi è piaciuta, ho fatto un 9° posto e quest'anno ho detto bisogna vincerla. Sì, sono rientrato al penultimo giro della Rocca e ho dato tutto nel finale. Ho visto che ne avevo più di tutti, ho fatto lo sprint e nessuno mi ha rimontato, sono contento per questo risultato. Una formazione che era davanti la vostra già al penultimo giro della Rocca, eri già davanti in 2 su 3, c'era Peroni, forse lo temevi?
Sì, del gruppetto era quello che temevo di più perché lo conosco già ed è un ottimo corridore, va molto forte, però sì, oggi non ce n'era per nessuno. Era qui a vedere la corsa Rino De Candido, cosa ti senti di dirgli dopo questa vittoria? Speriamo che arrivi questa maglia azzurra, però anche se non arriva vuol dire che ci sarà qualcuno più forte di me, e non c'è nessun problema. Prossimi appuntamenti? E adesso sono ancora da decidere con il direttore sportivo e poi vedremo il proseguo della stagione. Mattia Frapporti, hai provato fino in fondo a contrastare questo dominio della Sacilege Rinascita Ormelle, ci hai provato in tutti i modi, non ci sei riuscito. Per te ci è mancato davvero un soffio al quarto successo stagionale, però Vecchio ha pareggiato i conti, adesso siete 3-3. Sì, purtroppo un secondo posto e non potevo fare nient'altro. Vecchia è stato bravo ad anticipare tutti a 400 metri e non l'abbiamo più preso. Tanto di cappello, è stato bravissimo. Io purtroppo sono riuscito a rientrare all'ultimo chilometro sui primi e ho fatto anche bene per questo. Va bene così, alla prossima adesso. E la prossima, quali sono i prossimi appuntamenti? Ma adesso devo vedere un po' il calendario della squadra, ci proveremo già domenica e vedremo, dai. Lorenzo Trabucco, per te la gioia di un terzo posto che però è niente in confronto alla felicità di vedere un dominio davvero della vostra formazione, competitivi sempre, in salita sulla rocca eri sempre davanti, praticamente hai corso tutta la gara tutta. Sì, praticamente io martedì vengo dal campionato italiano, lì ho avuto una delusione che sull'ultima salita non ce l'ho fatta e volevo riscattarmi a tutti i costi oggi. Sulla salita ho cercato di fare di tutto e poi in volata ho trovato il mio compagno che si è trovato più veloce in volata e abbiamo fatto primi e terzi. Dopo i test del trofeo Buffoni del campionato italiano è arrivato il test del trofeo Fiaschi. Cosa ha detto il trofeo Fiaschi a Rino De Candido? Ha detto prima di tutto che è una bellissima corsa, seconda cosa ha vinto dei corridori che si stanno così esprimendo al massimo. Vedi Vecchio, vedi Frapporti, vedi il terzo arrivato Trabucco, sono dei corridori che sono anche in ambito della nazionale della pista come Frapporti e pertanto diciamo che ha espresso sicuramente un tasso tecnico molto, molto alto. Il vincitore Vecchio viene da 2 successi a cronometro, questo ancora una volta a valorizzare una disciplina su cui si deve ancora puntare molto. Ma sicuramente non solo le crono, anche Frapporti ha fatto una bellissima crono e per di più Frapporti sta facendo il raduno per la nazionale della pista dell'inseguimento squadre, pertanto a dimostrazione che l'attività sia delle crono che della pista fa sicuramente bene al settore strada. E adesso prossimi impegni per la nazionale? Ma ci sono i campionati europei della pista diciamo dal 3 al 9 di luglio e poi ci sono gli europei della strada dal 5 al 12 agosto e dopo ci sono i mondiali, pertanto adesso vediamo di muoverci con calma insomma, in prospettiva a questi obiettivi. Adriano Benigni, un bilancio al termine di questo trofeo Fiaschi, sempre un grande successo, ma ormai questa non è una novità. I corridori ci sono sempre migliori d'Italia, una gara che diciamo è stata molto combattuta, forse è stata questa la novità di quest'anno perché già da metà corsa erano davanti i corridori che erano più attesi. Sì, non c'è dubbio. Ora è vero che ormai non è una novità il fatto che il trofeo Fiaschi sia una grande corsa per la categoria e è sempre combattuta, ma non lo dobbiamo dare per scontato perché poi ogni corsa fa storia a sé. Devo dire che anche quest'anno noi siamo soddisfatti per la grande cornice di pubblico che abbiamo avuto, per come si è svolta la manifestazione, per come è andata, per tutti coloro che ci sono stati vicini. Alla presentazione abbiamo avuto Martini che tra l'altro ci ha onorato della presenza, Di Candido era qui anche oggi, cioè dico questo perché vuol dire che c'è un'attenzione particolare nei confronti di questa manifestazione e per noi è motivo d'orgoglio. La manifestazione si è svolta bene, è stata una bella e combattuta gara, è vero ci sono stati i migliori che fin dall'inizio sono stati in testa, il podio testimonia, un bellissimo podio che testimonia la valenza di questa manifestazione. Devo dire tutto questo è avvenuto anche per l'impegno
di tanta gente, in particolar modo la famiglia Fiaschi, che io devo ringraziare per l'impegno da tutti i punti di vista profuso e la passione che ci mette, e devo ringraziare anche le istituzioni, devo ringraziare tutte le istituzioni, in particolar modo anche le forze dell'ordine, l'Arma dei Carabinieri che erano qui presenti, e in particolar modo anche gli sportivi, perché gli sportivi del mondo del ciclismo ci hanno dato una grossa mano e sono stati qui presenti a darci una grossa mano, ma non solo oggi, nel corso dell'anno. Ecco, per noi questo è motivo d'orgoglio e di soddisfazione che ci impone di proseguire e cercare di fare sempre meglio. Proseguire e cercare di fare sempre meglio. Questo è lo spot, una dedica per questa corsa, lasciamela rubare. Va a tutti voi, perché non è facile organizzare una corsa alla periferia di una grande città come Prato. Voi ci riuscite ogni anno e lo fate sempre in modo splendido. Sì, questo ci fa piacere. Noi lavoriamo anche, siccome ha parlato di una dedica, vorrei farla anche a coloro che noi ricordiamo con questa corsa, in particolar modo a Lando Fiaschi, che è stato il promotore, ora c'è il fratello per tanti anni, al quale va il nostro ricordo affettuoso, a Massimo Bellandi e Guido Palumbo, che sono stati due personaggi importanti qui per questa manifestazione a vario titolo. Ecco, le dediche che noi facciamo le facciamo a loro, e anche nel ricordo di questi personaggi che abbiamo avuto qui in questa manifestazione per tanti anni, noi pensiamo, ecco, di lavorare sperando di fare meglio.